cranio risale al XIII secolo. Petrarca visse nel XIV secolo. La ricostruzione del cranio del Petrarca, l'evoluzione dell'uomo, la natura, i minerali, i cambiamenti geologici. Per gli appassionati della scienza e della storia della Terra, il nuovo Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, inaugurato a Palazzo Cavalli, è un paradiso di sorprese e pezzi di grande prestigio. Nelle sale, molte di queste interattive, si possono trovare scheletri di animali preistorici, come la ricostruzione dello scheletro della tigre con i denti a sciabola o di orsi delle caverne, ma anche armature di samurai, insetti e farfalle e un plastico per capire l'evoluzione dei ghiacciai. 4 collezioni riunite in un'unica sede museale, la più grande d'Europa per quanto riguarda le università. All'interno del Museo della Natura e dell'Uomo possiamo scoprire tantissimo della Terra, tantissimo del nostro mondo animale e tantissimo anche di noi uomini e donne. È una storia fantastica e ci abbiamo messo tanto a pensarlo in questo modo. È certamente originale perché abbiamo unito collezioni diciamo di mineralogia, geologia, paleontologia, antropologia, zoologia, che non è facile perché bisogna studiarla davvero bene e noi crediamo che il percorso che abbiamo fatto sia davvero adeguato alla scienza moderna. Padova è famosa perché a Padova è nata la scienza. A Padova è nata la scienza moderna. Pezzi tutti appartenenti all'Università di Padova e alle sue collezioni naturalistiche che sono state costruite per secoli dagli studiosi. Il museo nasce dopo 10 anni di progettazione e 2 anni e mezzo di lavori effettivi per la completa ristrutturazione dell'edificio del Cinquecento di Palazzo Cavalli, proprio davanti alla sede della Cappella degli Scrovegni. 38 sale, oltre 4.000 pezzi esposti per raccontare la storia del nostro pianeta e imparare ad amarlo e rispettarlo.